Allerta pioggia prorogato sino alla mezzanotte di quest'oggi nel Tigullio, grandinate in alcune località, Riva Trigoso, chicchi bianchi anche sulla spiaggia, chiusi gli impianti a Santo Stefano d'Aveto. Esteso anche ai maggiorenni il servizio educativo offerto dalla Caritas, dal seminario e dalla parrocchia di San Giovanni Battista ai giovani seguiti dai servizi sociali del comune di Chiavari. Festa di Nostra Signora dell'Oliva a Bacezza, è Gesù la luce che vince le tenebre, ha sottolineato il Vescovo che ha celebrato l'Eucaristia al santuario, sottolineando lo stretto legame tra Maria e suo figlio. Oggi giornata della vita consacrata, in seminario la benedizione delle candele e a seguire in cattedrale la messa presieduta dal Vescovo con tutti i religiosi e le religiose della diocesi. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa nuova edizione di Tigullio oggi che apriamo ancora una volta con il maltempo. La morsa del maltempo sembra non voler abbandonare la Liguria anche se stiamo attraversando la fase che dovrebbe essere conclusiva per questa perturbazione che da alcune giornate sta imperversando nella nostra regione. Nella tarda mattinata di quest'oggi si è registrata una violenta grandinata in diverse località del Tigullio. I chicchi di ghiaccio accumulati lungo le strade hanno provocato diversi disagi, anche se le immagini più suggestive sono quelle del manto bianco adagiato sulla spiaggia di Riva Trigoso. Qui il passaggio perturbato ha lasciato una fitta coltre di ghiaccio al suolo, grandinata anche a Villa Oneto, a Leivi e lungo il tratto autostradale della A12 compreso tra Rapallo e Chiavari. Nei pressi dell'uscita del casello chiavarese, a causa dell'asfalto reso scivoloso dai granelli di ghiaccio, si sono verificati una serie di tamponamenti tra più mezzi. È stato necessario l'intervento del 118 dei vigili del fuoco di Chiavari. Fortunatamente si è registrato un solo ferito lieve. In Val d'Aveto, a seguito dell'innalzamento delle temperature e dello scioglimento di parte del manto nevoso accumulato nel corso della settimana, gli impianti rimarranno chiusi per l'intera giornata odierna. È ancora da valutare se riaprirli per la giornata di domani. Nel corso del pomeriggio verrà presa la decisione. A seguito dell'evoluzione meteorologica, l'ARPAL ha diramato già dalla serata di ieri e poi questa mattina un nuovo messaggio di allerta che sarà giallo sino alla mezzanotte di quest'oggi per le precipitazioni nel bacino C, ovvero quello del Levante. Ma facciamo il punto nel servizio. Il peggio dovrebbe essere passato, anche se la percezione comune è stata quella di un evento meteo contenuto. L'allerta arancione per pioggia diramata in un primo tempo sino alle 8 di questa mattina è stata successivamente protratta a Levante sino alle 12, soprattutto per l'ingrossamento dei bacini medi e piccoli del territorio. Cos'è successo? Ieri ci sono state precipitazioni che sono state persistenti su gran parte della regione, in particolare sull'estremo Levante. Sono piano piano saliti i livelli idrometrici dei corsi d'acqua, in particolare come atteso di quelli più importanti, e questo ovviamente ha portato a valutazioni di attenzione. Si sono registrati questi innalzamenti significativi, sul Magra è stata superata la soglia relativa al livello di guardia. Poi però le precipitazioni si sono interrotte e l'esaurimento delle precipitazioni e il lento deflusso, comunque discesa dei livelli idrometrici, ha fatto sì che poi la notte fosse sostanzialmente abbastanza tranquilla. Sul fronte neve l'allerta gialla per la Val d'Aveto non ha sortito l'effetto desiderato di incrementare il manto sulle vette, bensì ha favorito un altro fenomeno. Il fenomeno di gelicidio, le temperature non sono così basse e quindi questo fenomeno sia suggestivo esteticamente, fastidioso e anche abbastanza pericoloso. La prospettiva è quella di una domenica ancora perturbata e di un inizio settimana in progressivo miglioramento. Si va verso un lento esaurimento di questa fase perturbata, anche perché con oggi poi passa il fronte, quindi dovrebbe esserci questo miglioramento, come un po' un malato che lentamente guarisce dall'influenza. Ecco. E allora vediamo il dettaglio del nuovo bollettino diramato dall'ARPAL poco prima di mezzogiorno. Come vedete è cambiato il colore della cartina che si è tinto completamente di giallo. La variazione sta nei tempi, l'allerta si protrarrà sino alla mezzanotte nel bacino C, ovvero quello del Levante per quanto riguarda l'allerta pioggia, mentre per quanto riguarda il bacino E, quello della Val d'Aveto,
d'Aveto e l'allerta per neve sino alla mezzanotte di quest'oggi, anche in questo caso protraendo la durata dell'allerta rispetto al precedente bollettino. Nella notte si sono registrate piogge diffuse, al più moderate in tutta la regione. E l'attesa è appunto quella di conoscere l'esito delle consultazioni che sono in corso per vedere se per la giornata di domani in Val d'Aveto saranno riaperti gli impianti, la cosiddetta ski area nelle zone più alte delle vette avetane. Ora cambiamo decisamente argomento. È stato rinnovato anche per il 2019 il protocollo d'intesa tra il Comune di Chiavari e 3 realtà diocesane che si occupano di offrire uno spazio educativo ai ragazzi delle famiglie seguite dai servizi sociali, la Caritas, il Seminario Vescovile e la Parrocchia di San Giovanni Battista. Novità di quest'anno l'estensione anche ai maggiorenni. Sentiamo. Si rinnova per tutto il 2019 e amplia la fascia di età dei soggetti che usufruiscono del servizio lo spazio educativo rivolto ai giovani delle famiglie seguite dai servizi sociali del Comune di Chiavari. Iniziato nel 2014 grazie alla collaborazione di 3 realtà diocesane, la Caritas, la Parrocchia di San Giovanni Battista e il Seminario Vescovile, in questi anni il servizio ha offerto a decine di ragazzi spazi educativi importantissimi e molto apprezzati da quei nuclei familiari che sono accompagnati per necessità diverse dagli uffici sociosanitari dell'apparato comunale. I ragazzi fino alle elementari hanno come punto di riferimento il centro sociale di San Giovanni, mentre quelli delle medie e delle superiori sono ospitati nei locali del seminario. I fruitori in questi anni sono cresciuti. Con il raggiungimento della maggiore età, alcuni di loro non avrebbero più potuto frequentare questi spazi. Di qui la necessità della modifica al protocollo d'intesa. Alcuni ragazzi che avrebbero teoricamente dovuto uscire da questo servizio perché hanno compiuto i 18 anni, ma che non hanno ancora terminato il loro percorso educativo, hanno chiesto di poter continuare a frequentare questo spazio. Ci è sembrata una cosa assolutamente positiva, quindi abbiamo risposto immediatamente da parte nostra di sì e quindi il servizio in questo modo cresce, si è ampliato. Un servizio che viene realizzato grazie all'impegno degli animatori e ai volontari della Parrocchia di San Giovanni Battista, della Caritas e dei seminaristi e che vede in campo anche gli operatori del gruppo Tassano del villaggio del ragazzo. Oltre a questi ultimi, il Comune da parte sua offre la copertura assicurativa già attiva per i ragazzi in quanto seguiti dai servizi sociali e si occupa della sorveglianza dei locali. Esempio di una collaborazione tra diverse realtà che si sta cercando di rafforzare, rispondendo così in maniera trasversale ai bisogni di assistenza che pur cambiando nel tempo restano prioritari. È un po' ciò che chiede il nuovo regolamento del terzo settore. Mettendo insieme tutte le associazioni che si occupano di bisogni della famiglia, abbiamo trovato questa grande utilità di poter assistere le famiglie attraverso associazioni diverse. È un lavoro che stiamo facendo ormai da un po' di tempo e che è carico di sviluppi, secondo me. Oggi è la giornata di festa per il santuario di Nostra Signora dell'Olivo a Bacezza, che venera appunto Maria sotto questo particolare titolo. Oggi ricorre proprio l'anniversario del ritrovamento del quadretto che raffigura Maria. La messa del mattino è stata celebrata alle ore 9 dal vescovo Monsignor Tanasini, che nell'omelia ha sottolineato lo stretto legame che viene sancito tra Maria e suo figlio nel brano evangelico della presentazione di Gesù al Tempio. Sentiamo. Se noi davvero ci affidiamo alla sua parola, se noi ci affidiamo al suo amore, se noi guardiamo a Lui, siamo nella luce. È Gesù la luce che vince le tenebre ed è Maria, sua madre, che offre questa luce e se stessa al mondo in un legame indissolubile. È la festa della presentazione di Gesù al Tempio, la sua prima manifestazione al mondo, la festa della luce, tradizionalmente chiamata la Candelora, ad accompagnare la solennità di Nostra Signora dell'Olivo nella parrocchia di Bacezza a Chiavari. A presiedere la celebrazione eucaristica al santuario il vescovo, che ha richiamato il profondo legame che esiste tra Maria e il suo figlio, il quale è luce che illumina le tenebre e a cui ciascun credente si deve affidare per vincere le difficoltà, le paure e per vivere una vita piena. Una vita che ha senso, una vita che si riempie di amore, si riempie di speranza, di quella carità che ci consente di guardare i fratelli non come nemici o come avversari, ma come coloro che ci sono stati dati come compagni di viaggio.
Ad aprire la Santa Messa, celebrata nella cripta del santuario sotto l'icona di Nostra Signora dell'Olivo, l'accensione e la benedizione delle candele. Un richiamo di Monsignor Tanasini è andato anche alla festa della vita consacrata che si celebra sempre oggi. E poi lo sguardo è tornato su Maria, che portando Gesù al Tempio incontra il vecchio Simeone e la profetessa Anna, che riconoscono in suo figlio il Messia tanto atteso. La profezia diventa un sigillo sul stretto rapporto tra Maria e Gesù. Tu ne segui il destino, tu partecipi del suo destino, tu Maria. Non puoi essere staccata da lui. Tu devi prendere in mano la tua vita per offrirla con lui. Tu parteciperai della sua opera di salvezza. Come la prima dei credenti, come la madre dei credenti. E nel percorso domenicale di Telepace attraverso le comunità parrocchiali della diocesi torneremo al santuario di Nostra Signora dell'Ulivo a Bacezza. La chiesa è infatti intitolata, oltre che a Santa Maria, anche a San Biagio, la cui memoria liturgica ricorre proprio domani. Secondo tradizione, il santo è venerato come protettore della gola. Al termine della liturgia, il celebrante benedice la gola dei fedeli con 2 candele e in questa occasione viene distribuito anche il grano benedetto. Il rito potrà essere seguito in diretta mattina a partire dalle ore 9. Telepace entrerà a contatto con questa realtà parrocchiale e con le sue tradizioni nello spirito di servizio dell'emittente diocesana. Al termine della celebrazione i nostri volontari saranno a disposizione per fornire informazioni sulle modalità di sostentamento della TV. Domenica 3 febbraio dunque la Santa Messa sarà trasmessa in diretta alle 9 dal santuario di Nostra Signora dell'Ulivo a Bacezza, su Telepace 1 al canale 15 e su Telepace 5 HD al canale 515 e in differita alle 12:30 su Telepace 4 al canale 218. Oggi è anche la giornata della vita consacrata, la preghiera, il cuore pulsante della vita consacrata. In diocesi la solennità della presentazione di Gesù al Tempio si celebra quest'oggi e sarà l'occasione per pregare per le vocazioni e per pensare ai consacrati religiosi o laici che dedicano la loro vita al Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È in famiglia che si impara a pregare. Oggi sorge spontaneo chiedersi perché, se è ancora importante, se ha valore. C'è chi dice io non so farlo o altri che vorrebbero imparare. Il cammino inizia tra le mura di casa per poi diventare un punto di riferimento. Lo è ad esempio per i consacrati che sabato celebreranno la loro giornata sul tema della preghiera, cuore pulsante appunto della vita consacrata. In diocesi ci sono numerose famiglie religiose che possono essere conosciute. Le loro porte sono aperte. C'è chi fa della preghiera uno strumento di incontro con gli ammalati. Nel senso di ascoltarle, di aiutarle e nello stesso tempo siamo vicini a loro perché abbiamo il compito di portarle nella nostra preghiera davanti al Signore. Questo sempre. Chi in un momento difficile ha trovato forza nella preghiera della Chiesa. L'unico conforto e la comunione con i confratelli e con la Chiesa era proprio la liturgia delle ore e la Santa Messa, e questo mi ha nutrito e mi ha arricchito e mi ha dato la forza di andare avanti. E c'è chi ha imparato a pregare a poco, non per se stesso ma per gli altri e sempre avendo fiducia in Dio. Mi sono abituata col tempo a fare preghiera di affidamento. Signore, queste cose non le capisco molto, ma le accetto, perché tu sai, molte volte lo dico anche scherzosamente alla gente con cui parlo, no? Che mi dicono ma qui, ma là, ma il mondo oggi. Non preoccupatevi, il Signore sa. Prima o poi sistema tutto. In diocesi la giornata per la vita consacrata si svolgerà a Chiavari con un programma ormai tradizionale. In cattedrale alle 6:15 parte la processione con i ceri, con il Vescovo che celebra e presiede poi la Santa Messa. Saremo contenti proprio di avervi molti con noi a celebrare questa nostra giornata. L'Istituto Gaslini ha celebrato il 25° compleanno del servizio di trasporto neonatale STEN con un convegno dedicato alla presentazione della nuova scuola di alta formazione per il trasporto neonatale del Gaslini. Si tratta della prima ed unica iniziativa italiana di questo tipo, frutto della ventennale esperienza maturata dal personale dell'Istituto. Il servizio è da 25 anni un anello fondamentale per le cure neonatali. Il suo scopo è trasferire
dei bambini che hanno bisogno di cure intensive di terzo livello all'unico centro di terzo livello della Liguria, che è appunto l'ospedale Gaslini. Il compleanno è iniziato con l'inaugurazione di una nuova incubatrice da trasporto neonatale recentemente acquistata, realizzata secondo i più recenti standard di qualità e sicurezza. Mercoledì poi ci sarà un altro momento di festa. I vigili del fuoco con un loro elicottero che dal 1995 collaborano con lo STEN, alle 10 del mattino atterreranno sull'elisuperficie del Gaslini e prenderanno a bordo bambini per effettuare qualche minuto di volo sopra l'istituto. Vediamo proprio le immagini dell'elicottero. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi tutte le altre notizie e gli aggiornamenti. Avvenire prima pagina, gli spettri nucleari, l'America decide di ritirarsi dal trattato sulle armi atomiche di medio raggio, la Russia lo viola da anni e Mosca replica non ignoreremo la minaccia. La fotonotizia di centropagina, il caso da Roma, stop al riconoscimento del capo dell'opposizione come presidente, domani scade l'ultimatum, l'Italia blocca l'Europa sul Venezuela, no ai Guaidó. E poi TAV, Salvini spinge, Movimento 5 Stelle alza un muro, il Premier Conte, recessione sarà un anno bellissimo. Ancora le storie tra i profughi, Dare Speranza e i siriani fuggiti in Libano, una storia che ci porta in Emilia Romagna. Andiamo nelle pagine interne per parlare dello storico viaggio di Papa Francesco negli Emirati Arabi, il primo Papa ad Abu Dhabi. Francesco da domani nella penisola arabica, regione mai visitata da nessun altro pontefice, al centro il dialogo con l'Islam e il sostegno a una comunità cattolica con tantissimi immigrati. Dalle pagine del secolo XIX, ghiaccio e nevicate in Liguria, l'A26 chiusa sino a notte, traffico in tilt per ora a Genova e poi Carige. Ecco chi contribuì al disastro, fa discutere l'intervento alla Camera di Di Maio, il vice premier fa nomi di politici e imprenditori, ripete Preziosi, siamo pronti a denunciarlo. Andiamo nelle pagine interne, dal secolo del Levante a Santo Stefano apre la schiaria ma le piste restano un rebus. Scirocco, guastafeste, a 1800 metri è arrivata la pioggia, alla Cipolla il manto bianco resiste, in mattinata il verdetto. E poi ancora iscrizioni scolastiche, il nuovo linguistico da Vigo Nicoloso fa centro a Chiavari, attesa per i numeri di Luzzati e Cabotto, più 20% al tecnico, Licete in leggero calo complessivo a Rapallo. Andiamo nelle pagine del Tigullio occidentale, Rapallo, case popolari, la regione sconfessa il comune, l'assessore regionale Scaiola, se ci sono così tante persone bisognose di un alloggio, l'amministrazione costruisca case. Diamo uno sguardo anche ai titoli sportivi del Levante Sport, Entella, il mercato invernale ok, squadra migliorata, big confermati. È stata prolungata sino alla fine di febbraio la chiusura della circolazione veicolare in Viale Maggiocco a Rapallo, nel tratto compreso tra via Ferraretto e sottovia Ferroviario. L'area è interessata dal cantiere per la posa di nuova tubatura dell'acquedotto e la sostituzione dell'esistente condotta fognaria. E poi la cronaca, un cittadino straniero di 31 anni, già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri che lo hanno fermato per un controllo nel centro di Rapallo lo hanno trovato in possesso di 10 grammi di eroina ed 1 grammo di cocaina. Andiamo ora in redazione per gli altri aggiornamenti. Per noi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. Andiamo a Santa Margherita Ligure. La mareggiata di fine ottobre ha reso necessario ritoccare verso l'alto le tariffe degli ormeggi rimasti agibili in porto. Nello specifico sono state modificate le tariffe di alta stagione per le imbarcazioni superiori ai 10 metri, mantenendo comunque la progressività in rapporto alle dimensioni. Si parla di aumenti compresi tra 50 centesimi e 4,50 euro al giorno al metro. La Giunta ha anche deciso di non applicare per il 2019 la tariffa per coloro che affittano il posto barca per 6 mesi consecutivi, in modo da incentivare l'affitto del posto barca per 9 o 12 mesi consecutivi. Tutte le altre tariffe invece sono rimaste invariate. Alla luce della situazione dei posti barca che non si possono utilizzare, a seguito dell'analisi approfondita con gli ormeggiatori del progetto Santa, abbiamo dovuto rivedere le tariffe soprattutto per consentire ad utenti e armatori di usufruire dello stesso standard qualitativo dei servizi che ci hanno permesso di ottenere e mantenere il riconoscimento di Marina Resort. E queste le spiegazioni del necessario provvedimento da parte dell'assessore al bilancio Valerio Costa. È tutta, te la linea.
Bene, grazie. L'attenzione mediatica sarà concentrata nella prossima settimana su Sanremo, dove andrà in scena il 69esimo Festival della canzone italiana. Alla Kermesse canora non è stato ammesso un brano inedito composto dal cantautore genovese Sandro Giacobbe, il cui testo è stato ispirato dall'evento tragico del crollo del ponte Morandi. Il cantautore tuttavia si sta impegnando a promuovere ugualmente il brano Solo un bacio, i cui proventi discografici saranno destinati ai familiari delle persone che hanno subito delle perdite umane in questo tragico evento. Un'anteprima. Come nasce questa canzone, Solo un bacio? Ma è nata a seguito di tutto quello che è successo dopo la tragedia del ponte Morandi. Io quel giorno ero in Calabria, sono venuto a conoscenza di tutto quello che era successo, immagini tremende, e poi piano piano gli stati d'animo, tutto quello che è successo mi hanno portato a scrivere questa canzone, che è nata così, è nata proprio come un film, come due protagonisti che vivono la loro vita normalissima. Un giorno di questi, normalissimo, lui va al lavoro, lei rimane a casa, fa le cose che deve fare, fino a che sopraggiunge questa notizia che è successo qualcosa. E quindi io mi sono soffermato molto su questo, sulla fatalità, sul destino, su un minuto in più o in meno di come ti può cambiare la vita. In questo caso l'intenzione, l'obiettivo è quello di comunque aiutare chi in questo tragico evento ha perso dei familiari. Sì, abbiamo cominciato il 24 agosto, se ricorderai, con la partita qua di Chiavari. Io voglio continuare perché ho conosciuto le famiglie, ho conosciuto queste mamme, ho conosciuto attraverso loro anche questi bambini, e la mia vita va avanti proprio col pensiero di aiutarli. Quindi tutti i proventi discografici e un paio di concerti che poi da qui a 2 mesi decideremo dove fare, se a Genova o in Liguria, da qualche parte, andranno a favore sempre di questi bambini. Adesso non scoprire tutto il resto. Ancora una iniziativa che segnaliamo, anche il Tigullio aderisce all'iniziativa promossa in tutta Italia dal gruppo Resistenza 2 febbraio, che vuole richiamare l'attenzione sul dramma degli immigrati e sulle condizioni e le scelte che vengono definite inumane di chi vorrebbe lasciar morire in mare coloro che scappano da guerra, fame e povertà. A partire dalle 14 quest'oggi il ritrovo è davanti agli edifici comunali italiani per dar vita ad una catena umana. A questa iniziativa hanno aderito anche Chiavari e Lavagna. Con questa notizia si conclude il nostro telegiornale. L'informazione ritorna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 su Telepace 1 al canale 15, ma prosegue ininterrottamente durante il pomeriggio sul canale 187. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.